Buon pomeriggio, ben trovati. Sicilia 24 Focus, il nostro approfondimento oggi rigorosamente dedicato al caldo. È vero, è estate, è normale che ci sia caldo, in realtà non è una notizia, ma certamente il caldo e l'estate che stiamo vivendo ha delle caratteristiche, ci lancia dei segnali che forse questo cambiamento climatico comincia a dare i suoi segnali, le sue ripercussioni. In questa nostra puntata avremo tanti ospiti per analizzare un po' questo momento climatico dalla parte dell'esperto meteo, del meteorologo, ma anche dalla parte di chi ha dovuto mettere in campo le proprie competenze, i comuni e le ASP, proprio in relazione a quello che la Regione ha indicato come un momento particolare, una emergenza vera e propria da rispettare con, come dire, con una certa tempistica che poi non ci porti a piangere conseguenze estreme. Dunque, ben trovato a Daniele Bottino, che è assessore alla protezione civile del Comune di Catania. Ben trovato, assessore, grazie per essere qua con noi. E poi do immediatamente la linea a, abbiamo detto, l'ASP, e dunque andiamo all'ASP di Siracusa, dove c'è la dottoressa Stefania Di Mauro, che saluto e che ringrazio, che è referente per l'emergenza caldo all'ASP di Siracusa. Dottoressa, ben trovata e grazie per essere con noi. E poi abbiamo detto, no, ci vuole il nostro esperto meteo, è anche un punto di riferimento per i nostri telegiornali. Lo saluto e lo ringrazio, Daniele Ingemi. Ben trovato, Daniele. Gio, grazie per l'invito. Allora, vogliamo cominciare, cari ospiti, con noi in questo Sicilia 24 Focus proprio dal meteo, no? È quella cosa che tutti quanti noi ci blocca, perché quando sentiamo le previsioni, quando cerchiamo di capire come dovremo affrontare le nostre giornate, diventa una sorta di calamita, no? Cercare di sapere come sarà il tempo. Allora, Daniele Ingemi, sicuramente io ho fatto una premessa. Stiamo vivendo l'estate, il caldo non dovrebbe essere notizia, ma in realtà ciò che è accaduto nel resto d'Italia, probabilmente il sud e in particolare la nostra zona, la zona orientale, dalla quale ovviamente vi trasmettiamo, è stata graziata da fenomeni estremi, ma anche il nord Europa sta vivendo e ha vissuto davvero una situazione quasi surreale. Questo fa notizia, Ingemi? Diciamo, tanto prima di iniziare dobbiamo fare una premessa e distinzione tra medio e clima, perché il medio guarda appunto i fenomeni atmosferici in linea, diciamo, generale e quelli che riguardano il presente. Il clima di questi fenomeni in archi temporali molto lunghi. Cosa sta cambiando? Sì, è vero che in estate fa caldo, ma non fa così caldo, e soprattutto rispetto al passato queste situazioni atmosferiche che poi all'arrivo di queste ondate di calore che persistono per intere settimane in aree dove un tempo erano abbastanza rare, ecco, si stanno sempre più spesso, e questa diciamo è la vera notizia, anche perché sta cambiando, non è più il caldo che eravamo a vedere durante le estati degli anni 70 e degli anni 80, che sì, era un caldo molto più tollerabile perché era più secco, perché c'era l'anticiclone. Oggi invece la calura sta diventando sempre più persistente, e soprattutto è l'accumulo di energia, perché quando questi anticicloni stazionano su aree, su interi continenti per settimane, producono un accumulo di energia di giorno in giorno, fa sempre più caldo, e oggi ci troviamo diciamo colpiti marginalmente da questa situazione, che da noi, nonostante abbiamo i venti da nord, visto che sul nord Europa fa molto caldo, e questo caldo poi si mescola con l'esso che è dovuto a un mar Mediterraneo che si scalda sempre di più. Esatto, Ingemi, un attimo, perché abbiamo qualche difficoltà con l'audio, e allora io, diciamo, sperando nell'ottimizzarsi di questo collegamento, invito anche la mia regia a mandare quello che è proprio il primo contributo, che riguarda proprio il mare, la nostra foto 1, che è relativa a come il mare, al calore emanato in questo momento dall'acqua del mare. Così, Ingemi?
Sì, sì, il Mar Mediterraneo in questo momento registra delle temperature che sono simili a quelle No, la foto non registrate è sui questa, mari. scusate, allora è giusto che poi Daniele parli sulla base della foto corretta, la foto è, lo dico alla regia, è numerata 1, eccola qua, ed è questo Eccola qui. il mare, è emblematico, è rosso fuoco praticamente. Sì, l'immagine che vediamo è la temperatura della superficie del mare, lo superficiale, nella giornata appunto di oggi, è lì dove c'è quel colore rosso intenso. Notiamo dei valori di temperature di circa 28-29 gradi, a causa dell'afa che stiamo patendo in questi giorni. Perché? Perché un mare così è scaldato in maniera esponenziale nelle ultime settimane, rilascia in atmosfera una maggior quantità di vapore acqua, evaporazione, perché l'acqua man mano che si scalda evapora in atmosfera e quindi questo viene rilasciato in atmosfera e poi arriva sulle nostre coste o attraverso le brezze, si combina con le temperature elevate, anche eccezionali, comunque sono sempre sopra la media, che ci sono in questi giorni. La combinazione tra questa umidità elevata e queste temperature alte, il cosiddetto effetto AFA, produce l'effetto AFA, che è la causa appunto che si stanno registrando in questi giorni sulle nostre aree. È vero che noi abbiamo avuto picchi di caldo eccezionale, però l'alta umidità, le temperature del mare che sono su valori veramente estremi, accresce la sensazione di calore percepita dal nostro organismo, il disagio fisico, soprattutto nei soggetti che sono un po' più deboli. Allora, il problema, purtroppo Daniele Ingemi, non abbiamo un buon ritorno di questo collegamento, il che mi dispiace non poco, perché queste spiegazioni sono molto importanti, molto interessanti. È l'umidità, insomma, il problema che ci sta attanagliando, e per questo andrei adesso dalla dottoressa Di Mauro. Dottoressa, l'umidità nell'aria con una percentuale così elevata, così importante, crea indubbiamente, no, uno shock anche nell'organismo. C'è bisogno di un adattamento dell'organismo a questo? Chiaramente sì, infatti lo scopo insomma, dell'ASP, su mandato anche della Regione, è quello di attuare una serie di misure sia di sorveglianza sui soggetti fragili. Infatti il Ministero puntualmente ogni anno manda un elenco di assistiti da sorvegliare da parte dei medici di medicina generale, nonché anche di sistemi, oltre di sorveglianza dei pazienti, dei sistemi di informazione capillare alla popolazione, in modo che loro stessi possono essere partecipi, sviluppare l'empowerment e collaborare insomma anche loro stessi e sapere come riconoscere il colpo di calore e quali misure occorre evitare, tra cui le misure occorre evitare e intraprendere. Ecco, dottoressa, io mi Sì. perdoni, quello che volevo cercare di capire, no? Sì. Se qualcosa sta cambiando un po', no, nel nostro clima, in modo in gergo, diciamo, ci stiamo tropicalizzando, non so se Ingemi è d'accordo con Esatto. questa terminologia, però dico, il nostro fisico, il nostro organismo deve compiere una fatica per l'adattamento a questo. Chiaramente sì, però si dovrebbe lavorare principalmente su un sistema di prevenzione, cioè evitare l'esposizione nelle fasce, negli orari più caldi, evitare l'affaticamento nell'orario caldo della popolazione a rischio. Cioè, secondo Certo. me bisogna lavorare più sulla prevenzione, perché l'adattamento di soggetti di bambini da 0 a 4 anni, di soggetti con comorbidità, chiaramente è faticoso dell'organismo rispondere con una termoregolazione adeguata a questa esposizione climatica. Sarebbe più opportuno magari lavorare più che sulla prevenzione e sull'informazione. Ecco, dottoressa, ha detto una parola magica che sono convinta Sì. si sposi perfettamente con quella che poi è la logica anche dell'amministrazione, delle amministrazioni, perché anche lì c'è da fare tanto lavoro. Assessore Bottino, vedevo che annuiva, perché si deve lavorare di prevenzione, quindi non bisogna agire soltanto quando c'è l'emergenza, no? È così? Assolutamente sì, noi
la prevenzione fa la differenza. Certo. Abbiamo superato il ciclone Harry, devo dire alla grande, ringraziando anche il buon Dio, ma soprattutto perché siamo riusciti a prevenire e soprattutto informare la cittadinanza. L'informazione ai cittadini, il educare il cittadino per come si ci comporta nei casi di emergenza è fondamentale e fa la differenza. È vero. Proprio per questo nel nostro comunicato stampa, avendo avuto il bollettino comunque codice rosso, certo, che tra l'altro abbiamo recepito che fino alla giornata di domani continuerà, ma si spera che già dopodomani possa passare in giallo, abbiamo informato ai cittadini, soprattutto i soggetti più fragili, come diceva prima la dottoressa, negli orari dalle 11 alle 18, di evitare di stare esposti al sole. Coloro che alla fine hanno climatizzazioni sarebbe opportuno anche che rimanessero a casa. Abbiamo attivato insieme ai servizi sociali già operativo, ma lo abbiamo in qualche modo evidenziato, un centro diurno in via Playa, dei locali che sono a disposizione di tutta la cittadinanza. Abbiamo attivato insieme a tutte le associazioni di protezione civile, ho fatto un incontro con tutte le associazioni insieme alla mia direzione, e in giro per Catania ci sono queste auto dei volontari di protezione civile che distribuiscono delle bottigliette d'acqua, cercano anche di informare i cittadini per l'esperienza che hanno avuto. Molti medici dicono, insomma, sì, è vero, la popolazione sembra avvertita, no, dottoressa? Sembra sapere cosa si deve consumare, cosa si deve bere, sembra saperlo in termini teorici, ma poi non lo fanno. Poi non lo fanno. Purtroppo infatti si deve lavorare sul sviluppo dell'empowerment del cittadino, di coinvolgerlo direttamente nei processi. Noi stiamo facendo una campagna divulgativa attraverso l'ufficio stampa, il sito internet aziendale, i social network, e chiaramente io, come responsabile dell'educazione alla salute, mi occuperò poi di cercare di informare sia gli operatori che hanno a cura i soggetti fragili, sia anche i lavoratori insieme alla WACIS Presal, che si occupa infatti della tutela dei lavoratori, in modo da poter cercare di trasmettere quanto più informazioni possibili, utili a prevenire quello che è il rischio sanitario collegato all'esposizione alle ondate di calore sostanzialmente. Allora, noi ci fermiamo per una pausa di 1 minuto, poi torneremo da Daniele Ingemi, perché adesso noi ci aspettiamo delle piogge. Ingemi, risponde alla verità questa cosa? Ci dobbiamo aspettare qualche pioggia? Sì, diciamo temporale. Temporale. Allora, ne parliamo tra un attimo, una pausa, e saremo ancora qui al nostro Focus. Siamo tornati in studio al nostro Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo del caldo, dell'emergenza, ma comunque in generale ci piace molto oggi parlare di prevenzione. Ma un occhio a cosa accadrà nei prossimi giorni risulta molto importante. Andiamo da Daniele Ingemi, andiamo dall'esperto meteorologo, che ci spiegherà un po' anche attraverso una grafica, un'animazione, quindi in questo senso chiamo la mia regia al nostro contributo numero 2 in animazione, che cosa accadrà nelle prossime ore. Allora, Ingemi. Sì, diciamo che finalmente arriva una buona notizia. La buona notizia riguarda che per la prima volta da circa un mese d'aria. Non abbiamo più questa massa d'aria subtropicale usato il mese di giugno, arriverà dell'aria un tantino, in realtà sarà più fresca in quota, nei bassi strati non tanto, però sarà capace di scalzare l'aria calda e umida che è nei bassi strati, ma soprattutto l'elemento diciamo principale è l'umidità, che si abbasserà notevolmente nel corso della giornata, e sabato e domenica avremo finalmente delle temperature in linea con dall'animazione. Quell'animazione che possiamo vedere riguarda l'evoluzione delle anomalie di pressione in quota in Europa. Insomma, mentre largo della Francia e della Spagna si riforma di alta pressione che poi causerà una nuova ondata di calore su quelle aree, lungo il bordo orientale di questo cupolone rosso che vedi la Francia, scenderà dell'aria più fresca, si isolerà una piccola area di bassa pressione in quota che noi tecnicamente chiamiamo goccia fredda, perché si tratta proprio di un'area di bassa pressione con
che ruota attorno a questa area di bassa pressione che scivolerà verso il sud di te, questa goccia fredda poi nel corso della giornata di venerdì giungerà alla Sicilia e causerà anche dell'instabilità. Allora, venerdì avremo Poi dell'instabilità. Purtroppo Daniele Ingemi, mannaggia, questo collegamento oggi è veramente complicato da ascoltare, mi dispiace moltissimo, però questa parte l'abbiamo compresa. Venerdì avremo questo momento che sarà un momento, no? E quindi noi non parliamo sull'onda di un'emergenza attuale, anzi io ritengo di poter dire sia per Catania che per Siracusa, da dove appunto ci parla la dottoressa, ma anche in generale per la nostra isola, che certamente i turisti in questo momento stanno stando particolarmente bene, perché sì, c'è l'umidità, ma non stiamo parlando di 40 gradi, no? Quindi da questo punto di vista al momento è una situazione gestibile, no Ingemi? 40 gradi però li vivremo? Diciamo che abbiamo i 40 gradi, ma l'umidità ce ne fa percepire quasi 40, soprattutto in alcune aree. Pensate che ieri sera a Messina alle 22 c'erano il 79% di umidità, cioè condizioni da clima equatoriale. Fortunatamente poi nel weekend questa umidità si abbassa, arriverà anche dell'instabilità, arriveranno anche dei temporali che saranno localmente anche intensi, quindi attenzione a questi temporali che colpiranno più la fascia tirrenica nel pomeriggio di venerdì, poi sconfineranno sulla costa ionica. Come abbiamo detto, si tratterà di un episodio. Di un episodio? Sì, perché già poi dalla prossima arriverà una nuova ondata di calore. Noi saremo sempre colpiti marginalmente, non avremo una vera e propria ondata. I mari che rimangono abbastanza caldi, ecco, già dal successivo fine settimana ci faranno percepire nuovamente, magari non particolarmente spiccato come vivendo oggi e domani, ma comunque tornerà sicuramente a fare caldo. Bene, allora Daniele Ingemi, spero che siano arrivate le parole essenziali per comprendere il discorso. Io ringrazio tantissimo il nostro esperto meteorologo, che disturbiamo, devo dire, per i nostri telegiornali, è sempre estremamente disponibile. Buon lavoro a Daniele Ingemi, ce ne sarà certamente tanto in questa stagione. Allora, la Regione emana ovviamente delle indicazioni importanti, i comuni, le ASP recepiscono e recepiscono sempre in una maniera adeguata a quella che è la situazione della popolazione. Dottoressa, Siracusa, città bellissima, calda, indubbiamente ci sono i cittadini ma ci sono anche i turisti. Vi siete trovati di fronte a qualche esigenza particolare nei pronto soccorso? Insomma, ci faccia capire un attimo che situazione c'è a Siracusa. Al momento no, relativo all'emergenza caldo, non abbiamo avuto segnalazioni da parte dei pronto soccorsi. Chiaramente ci siamo mossi anche in merito alla direttiva che ci è stata fornita dall'assessorato, e noi l'abbiamo, per la parte di nostra di competenza, insieme al direttore sanitario aziendale, l'abbiamo inviata insomma alle unità operative coinvolte, insomma, di monitorare con le indicazioni anche date dalla regione. Abbiamo puntualizzato su quale ritenessimo più importanti da segnalare. Questa e poi comunque ci stiamo sempre... Sì. Ecco, questa è l'indicazione, no? Che è arrivata ovviamente per tutti sul tema legato all'emergenza caldo. Esatto. Ovviamente chi sono i soggetti a rischio, come proteggersi, e poi un cartello molto importante, a volte non ne parliamo, no? Attenzione, mai lasciare bambini, anziani o animali in auto. Che sembra una cosa scontata, però puntualmente, statisticamente ogni anno abbiamo degli episodi, in generale in Italia, no, di bambini lasciati in macchina, solo che purtroppo i fragili sono anche i minori dei 0-4 anni, perché ancora il sistema di termoregolazione non è efficiente. Certo. Quindi chiaramente mai lasciare bambini chiusi o gli animali in auto.
Ecco, questa è un'indicazione molto importante, no? Le nostre città, ovviamente, grandi parcheggi con il sole a picco, bisogna molto, insomma, stare molto attenti, Assessore, no? Certo. C'è un controllo, penso, anche su questo, c'è un'attenzione degli operatori anche su questo. Assolutamente, la Polizia Municipale, tra l'altro, non a caso il numero che abbiamo dato è la sala operativa presso la Polizia Municipale, Sì. è molto operativa in giro per le strade e insieme ai nostri operatori della Protezione Civile, anche per, come diceva la dottoressa, evitare queste cose che sembrano scontate ma che purtroppo ogni anno danno delle vittime, delle situazioni abbastanza anomale, e quindi bisogna vigilare e informare e vigilare. Questo secondo me è il segreto per evitare il peggio. Sì, dottoressa, prego. Le chiavi sono, scusi, volevo dire, le chiavi proprio sono, come diceva l'assessore, sono vigilare, informare i cittadini e lavorare di prevenzione. E lavorare di prevenzione. Vorrei tornare sull'argomento prevenzione proprio con l'assessore che prima della diretta mi diceva c'è l'intenzione, c'è l'idea di coinvolgere le scuole, gli studenti, le famiglie in un percorso proprio di educazione anche da questo punto di vista. Sì, dicevo prima, il ciclone Harry ci ha insegnato tantissimo, quindi dico dobbiamo e stiamo attivando insieme alla mia direzione. A proposito, mi piacerebbe pubblicizzare che il Comune di Catania e la direzione ha pubblicato, e ad oggi ancora non è stato chiuso, per la prima volta il bando per il corpo dei volontari di protezione civile comunale. Cioè il Comune di Catania avrà un corpo diretto dei volontari di protezione civile, basta farne richiesta e adesso a stretto giro completeremo il numero e inizieremo a formare, portare avanti, istruire e soprattutto fare squadra. Fare squadra per cosa? Per informare, per prevenire, e quindi già stiamo attivando insieme alle tante associazioni di protezione civile in città un progetto che metta in moto i 6 municipi. Significa che tutte le parti della città, coinvolgendo naturalmente le scuole, coinvolgendo molto probabilmente i consigli di quartiere, creeremo quell'iter insieme agli studenti che non è solo l'evacuazione, ma è proprio un istruire, dare, insegnare ai bambini e soprattutto ai giovani e indirettamente ai genitori, e fare questo percorso che possa portare finalmente a quello che è l'informazione, educare la cittadinanza nei momenti di emergenza. Purtroppo i cambiamenti climatici e tutto quello che sta accadendo ci porta a poter darci una mano tutti quanti per dare le giuste informazioni. Allora, c'è da parte delle ASP anche l'impegno al monitorare, no? Quello che accade nei pronto soccorso della città e quanto altro. Quali sono, dottoressa, i segnali che ci devono far pensare di andare a un pronto soccorso? Parlando ovviamente di ondate di calore. Di ondate di calore. Sì. Chiaramente i sintomi sono dalle vertigini, perdita di coscienza, sensazioni di vomito, ovviamente dopo un'esposizione insomma, sostanziale al sole, al caldo, nelle fasce soprattutto clou. Quindi una volta che un nostro familiare più vicino manifesta questa sintomatologia, chiaramente oltre a rinfrescarlo occorre chiamare soccorsi e rivolgersi a un pronto soccorso. Assessore, la nostra città, vabbè, insomma, chiaramente lei parla della città di Catania, per la città di Catania, sono un po' a misura di cittadino che in qualche modo vuole proteggersi dal caldo, quindi penso ai luoghi di verde, ai parchi cittadini. In questo caso sono un rifugio. Assolutamente, tutte le zone alberate sono molto di aiuto in questi momenti. Possiamo fare di più. Si può fare di più, no, perché in effetti anche dalla regione, lo dico anche alla dottoressa, arriva l'indicazione di un piano che non sia il piano di emergenza, ma che sia un piano regionale permanente che riguardi ovviamente questa tematica. In quest'ottica
si può migliorare, certamente, fare una vera e propria programmazione, uno standard per tutti quei casi di emergenza che il cittadino e tutti noi possiamo in qualche modo avere già nel nostro DNA e poter comunque sapere come comportarci. Comunque, se vedete insomma degli alberi, del verde, delle panchine, quello è il luogo giusto, insomma la città di Catania ha i suoi punti, no? Dottoressa? Sì, per fare una sosta. Per fare una sosta, per riposarsi, per rifiatare, per bere dell'acqua, necessariamente. Dare acqua, frutta e verdura fresche. Frutta e verdura fresca, che non sia solo una parola, dottoressa, ma che sia un stile di vita. Un comportamento acquisito. Assolutamente, assolutamente. Senta, invece da parte dell'ASP, a proposito di controllo, di attenzione, di rapporto con ospedali, medici di famiglia, la rete è attivata in modo capillare? La rete è stata attivata, con delibera è stato adottato il piano operativo locale dell'emergenza caldo da parte della nostra azienda e quindi tutti sono entrati in campo, insomma sono stati allertati che dal 15 maggio al 15 dicembre c'è questo periodo di osservazione stretta relativo alle ondate di calore. Allora, naturalmente stessa cosa sta accadendo con l'ASP di Catania, che ho sentito ovviamente prima di questa trasmissione. Non potevamo avere tutti, ma volevo capire un attimo come ci si stava muovendo, no? Tra amministrazioni, ASP, la parola del nostro meteorologo. Ricordiamoci poi sempre che nei casi di vera emergenza c'è sempre il 112, quindi rivolgiamoci sempre al 112 quando c'è un caso di estrema emergenza. E poi diciamolo, insomma, la protezione civile delle nostre città, l'assessore qui testimone di questo, sta certamente lavorando nell'ottica di poter dare, no, sempre una risposta ai cittadini, quindi chiamiamo i numeri che sono a disposizione sia per le ASP che ai nostri comuni. Per È un lavoro di squadra. È un lavoro di squadra nel quale sono coinvolti le farmacie, appunto dicevamo i medici. Da noi operatori ASP anche l'aspetto insomma del territorio deve essere, il supporto territoriale, la rete deve essere presente. Allora, a chiudere, Assessore, diamo nuovamente i vostri riferimenti per qualsiasi tipo di problema in questo senso. Sì, noi abbiamo nel nostro sito del Comune di Catania, potete trovare subito diciamo, il comunicato stampa che abbiamo fatto, dove ci sono 2 numeri di telefono che sono dei numeri della sala operativa della Polizia Municipale. La sala operativa della Polizia Municipale prende tutte le informazioni e in base a questo gira subito alla Protezione Civile Comunale le varie emergenze o esigenze. Allora, lo diamo il numero, Assessore, il numero è lo 095 7424 212 o lo 095 7424 224, l'ho detto velocemente, ma comunque, come ha detto l'Assessore Bottino, lo trovate anche nella pagina. Sì, no, dicevo, come diceva anche la dottoressa prima, siamo a stretto contatto tutte le forze, Protezione Civile, Polizia Municipale, ASP, i Vigili del Fuoco, che in questo momento, anche se non ne stiamo parlando, in un momento particolare come questo, sugli eventuali incendi, sono totalmente a supporto della cittadinanza, quindi siamo completamente a disposizione, siamo sul pezzo. E poi insomma mi raccontava, c'è tanto volontariato che devo dire insomma fa la differenza, no? Dottoressa, anche in questo ci sono le istituzioni, c'è l'ASP, c'è il Comune, però le associazioni che lavorano a tutela e difesa del cittadino come sempre sono civiltà e grande differenza. Io la ringrazio, dottoressa, le auguro buon lavoro, grazie per essere stato con noi. Grazie. Assessore Bottino, siamo pronti ovviamente a come dire, dare voce a tutte le iniziative che riguardano il cittadino e la sua salute. A tutti voi grazie per averci seguito. Il nostro Sicilia 24 Focus tornerà domani con un altro argomento.